Scatman's World. Bella raga, sono il commentario veneziano, siamo su MotoGP 17, siamo in Austria e siamo purtroppo 12esimi in griglia, non un gran giro. Non abbiamo trovato per niente il setup qui in Austria. Io il mio obiettivo è avere la miglior moto in tutte e tre le classi per poter dominare quella dei dominatori sexy, quindi il prossimo anno sicuramente starò ancora qua. E dopo vediamo insomma ragazzi, quindi se dobbiamo mettere via soldi, fare più soldi possibili perché voglio una gran moto il prossimo anno qui in Moto 3 per cercare di vincere. Se non vinciamo chiaramente proviamo 2 anni in Moto 3 e 2 anni in Moto 2, questo è l'obiettivo. Dai ragazzuoli. Però in sto circuito proprio non mi sto trovando per adesso. Occhio a Pippoloi. Mamma mia, superiamo un po' tutti. McChicken davanti. Con Cabaret. La vera sfida, signori. Dai, come bisogna spingere a cannone. Però stando anche attenti. Tanto attenzione, cioè prova a superarci non so chi, forse Mignolo. Non lo so, non ho capito, non sto capendo signori, non sto capendo. Qua inchiodo, ma devo fare i punti ragazzi, anche un settimo posto va più che bene. Non so se a fine anno ci danno un po' di soldi, ci arriviamo bene, speriamo di sì. Questo è un gran sorpasso di veneziano, un sorpasso meraviglioso, siamo sesti, 6th place. Frena, porco, frena, bravissimo Kuma, dai che andiamo, dai che voliamo verso la gloria. Dai ragazzuoli, dai. Sesta posizione, va benissimo, cerchiamo di mantenerla anche se è dura perché poi il pilota nostro si stanca perché è ancora scarso. E la moto non è certo una gran moto. Dai fioi, dai. Siamo al secondo giro di 3 qui in Austria. Vai, l'inchiodata della vita, qua guadagniamo tanto, mamma mia, però sento vibrazioni brutte. Stavamo per sbagliare, raga, non va bene. Sto mondiale di Moto 3 il prossimo anno deve essere nostro, Che abbiamo 2 possibilità. Questo il primo anno che però è praticamente impossibile. Oh, brutto errore, perdo addirittura 4 posizioni. Ma in Moto 3 è così. Occhio, qua mi butto su Pippoloi. E superiamo Pippo. Gianduiotto. Vai, sverniciamo Giandu. Perfetto. Frena Fenati molto indietro. No, in realtà siamo in quinto, nel senso abbiamo recuperato noi, non me ne sono neanche accorto. Bene. Il Kuma è abbastanza andato, la cosa è abbastanza ufficiale. No, piano. Qua devo andare lungo per non cadere, porca trota. Sfida con Gianduiotto, ancora superata, perfetto, sesto posto sempre. Va benissimo. E inizia l'ultimo giro. Final lap, Cuembiano. Madonna, qua Gianduiotto, qua ci stanno massacrando nell'ultimo giro, purtroppo lo sappiamo che siamo stanchi. Non abbiamo ancora le abilità dei grandi piloti. Però possiamo fare comunque giro veloce di Mir, intanto Miraggio. Fastest di Miraggio. Sono contro il Frena Fenati. E frena più di noi, questo è un gran sorpasso, però andiamo un po' lunghi. Andiamo un po' lunghi ma siamo comunque davanti. Bulegotto quarto. Bella sfida con Romanone. No, questa forse la faccio... sì. Errore inaccettabile. Proprio nel final lap perdiamo 4 posizioni. Quella puttana di merda. Scusate per lo sfogo ragazzi, ma questo è un errore proprio pesante all'ultimo giro.
Devo riguadagnare assolutamente almeno la sesta posizione. Proviamoci, proviamoci. Sarà una carriera dura e difficile. Ottavi. Cazzo, almeno sesti, almeno sesti. Non ce la faccio mica, ragazzi. Ottimi punti per il mondiale, però perdiamo 2 posizioni proprio regalate a Pippoloi, a un altro stronzo. Ok, ottavo posto, meglio di niente. Però poteva andare decisamente meglio. 80, siamo al 9° posto sempre, ragazzi. Joan Mir in fuga. Dai, non ti incazzare, puttanone di merda. Non ti incazzare. Ok, il nostro compagno fa schifo. Sta andando un po' su anche lui, però poco, poco. Continua. La prossima tappa del mondiale, dove è la prossima tappa del mondiale? Giorno di attività, vediamo cosa possiamo fare. Allora, photoshooting, 5000. Reputazione, sono bonus immediato per l'abilità frenata a tutti i piloti. Sì, voglio aumentare le abilità. Mail. Ok, prossimo okay, Gran Premio di Inghilterra. Ok, Silverstone, questo è un Gran Premio che andiamo malissimo, andiamo benissimo. Ci becchiamo dopo le qualifying. Raga, 14esimi in griglia, lo sapevamo, insomma Silverstone posso far bene con moto prestazionali, ma con moto così è veramente impossibile per me. Andiamo, cerchiamo di fare anche qua punti, però dalla prossima volta cerco solo di guadagnare soldi con le attività. A sto punto è meglio. Le abilità me le miglioro io in pista. Comunque il nostro compagno di squadra è una merce, io capisco tutto, però veramente c'è una differenza tra me e il mio compagno di squadra abissale. Vai, c'è Palacio, siamo contro il Pala. Mamma mia che rischiata, ma mi è andata bene. Attenzione, dobbiamo rientrare, stando attenti. C'è andata abbastanza di culo. Mamma mia che partenza, settimi. 7th place. Ma rifacciamo male le qualifiche bene la gara, facciamo il contrario stavolta. Dai, proviamoci, porca la puttanona. Dai, proviamoci, Beppe. Attenzione, Gianduiotto rompe i maroni. Gianduiotto è davanti, poi lo riprendiamo all'esterno, molto bene. Stiamo portando a casa tanti punti comunque, già questo è importante. In una classe importante la Moto 3 ci deve fare le ossa la Moto 3. Dobbiamo arrivare in MotoGP da fenomeni. Ricordiamo che nella carriera avevamo 18 anni, ragazzi. 18 fottutissimi anni. E siamo già a cazzo duro, fioi. Pronti a dominare le scene fra un po' di anni in MotoGP. Qua Antonelli mi fa un bel sorpasso, purtroppo. Questa è una gara lunga. Questa è una gara molto molto lunga. Loro mi prendono le scie e io non riesco, cazzo. Attenzione Mignolo. Qua sbaglio di parecchio. Qua sbaglio di parecchio, mamma mia che rischio. Siamo 11esimi, perso tanto in sto giro. Nel primo giro ho iniziato bene, finito di merda. Ancora 2 giri in una gara veramente ostica per me. Che ho vinto anche delle volte, però non con ste moto. Mamma mia, la rischiamo ancora, questa è la curva che se viene bene recuperiamo tantissimo. Ottimo. Mamma mia, qua ho rischiato veramente di cadere.
Comunque siamo quasi sempre sopra l'obiettivo, ragazzi, quindi va, no bene, da più. Giando Yotto ci risupra, purtroppo qualsiasi moto è più veloce della nostra, anche con gli upgrade. A sto punto basta upgrade, tanto cambia poco. Cerchiamo invece di comprare una moto nuova da Moto 3 il prossimo anno. Dai ragazzuoli, dai. Mamma mia. Proviamo a recuperare, vediamo se è fattibile, che se la vedo molto dura. Dai che però di là c'è un po' di bagarre davanti, solo che non posso fare ste curve così lente, Dio madonna. Va Ranandrolone. Mamma mia fioi. Panico, paura. Attentoneggiando Iotto, fa una gran staccatona. Noi questa curva proprio non la sappiamo fare, è ufficiale. Attenzione Nandrolone ancora, nelle ultime, proprio nella parte finale del tracciato, siamo lentissimi. E questo non va bene. Inizia l'ultimo giro, ma stiamo andando male purtroppo, ma Silverstone lo sapevamo. Attenzione Pippo Loi. Anche Pippo ci dà fastidio. Comunque i cambiamenti clamorosi non ne ho visti purtroppo. Mamma mia. Nella prima parte andiamo alla grande, cioè alla grande, andiamo benino. Dopo perdiamo tutto nella parte finale. Che è veramente la moto della Chicco. Più di così non possiamo fare per il momento. Vai ragazzuoli. Vediamo se riusciamo a rosicchiare altre due posizioni. Sarebbe bello arrivare decimi. Ma non è facile. Dai. Niente, Gianduiotto è davanti purtroppo. Però stanno un po' battagliando. Questo può essere favorevole. Vediamo se riusciamo a avere un po' di fortuna. Oh, no, erroraccio. L'ho salvata per miracolo, però perdiamo, mamma mia, perdiamo da recuperare due posizioni, ne perdiamo due, però la gomma è finita. Ma va a cagare, va. Niente da fare ragazzuoli, niente da fare purtroppo. Io ci sto mettendo tanta generosità, tanto cuore, ma per il momento è infattibile. Vediamo di prendere almeno due punticini. E andiamo a chiuderla. Occio. 14esimi, va bene, dai. Contentiamoci ragazzi, per adesso è così. Vabbè, 88, sempre noni. Cerchiamo di finire in top 9 almeno, top 9. In top 9, come si suol dire. ...26, madonna, il nostro compagno è veramente una roba inaccettabile, però, mamma mia, oh. Continua. Giorno di attività, facciamolo insieme. 7.500 spot televisivo. Voglio big money, li voglio.
Ok ragazzi, prossima gara, Gran Premio di San Marino a Misano, dedicato a Marco Simoncelli. Raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao!